È un'area assolutamente di disagio per quanto riguarda noi del centrodestra, perché sicuramente non eravamo d'accordo con il governo prima, figuriamoci con questo governo che si sta formando. È questa l'aria che tira a Roma per il centrodestra veneto e trevigiano. A confermarlo l'onorevole Raffaele Barato, appena tornato dall'ultimo vertice di ieri mattina con Berlusconi prima del passaggio al Quirinale. C'è il problema dell'IVA, del scatto dell'IVA, che se succedesse quello sarebbe davvero una catastrofe. Credo che ognuno bisogna che sia responsabili, perché la politica non deve dimostrare ancora una volta il peggio di se stessa. Un ribaltone che secondo Barato ha avuto il pregio di riaccendere la questione settentrionale, con l'imprenditoria del nord più che mai preoccupata per un governo dichiaratamente sbilanciato verso il sud e un popolo che vede allontanarsi l'obiettivo dichiarato da un referendum. L'autonomia avevamo da sempre la consapevolezza che la partita era difficile. Oggi il baricentro di questo governo si sposta al sud e quindi sarà ancora più difficile, ma non ci arrendiamo e continuiamo. È proprio su questo campo che dal Partito Democratico arrivano le rassicurazioni. Prioritario deve essere completare quel processo di riconoscimento di forme di autonomia sostenibile ai nostri territori. Sindaco di Treviso che invece sul piano dei rapporti tra istituzioni è convinto che di fatto nulla cambierà con il ribaltone. Il dialogo continuerà, nel senso che con noi quando avremo delle richieste da fare ci rivolgeremo con forza, con determinazione e con le idee chiare al governo, indipendentemente da chi sia il rappresentante. Democratici che invece proprio sul piano economico locale attaccano la Lega. Per territori produttivi come il nostro, come il Veneto, la provincia di Treviso, è urgente ora scongiurare l'aumento dell'IVA, è urgente scongiurare il pericolo di una nuova recessione. Sarebbero fatali per i bilanci delle famiglie, delle imprese e per il futuro dei nostri giovani. Nella Marca Trevigiana contiamo 28 aziende a rischio crisi, con 3.000 posti di lavoro in pericolo. Non mi risulta che la Lega in questi mesi al governo abbia fatto nulla per risolvere questa situazione. PD che sulla scorta dell'esperienza con i 5 Stelle mettono un'ipoteca anche sulle regionali. C'è da lavorare subito su un'agenda che metta al centro la sicurezza e la dignità della persona, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione ai bisogni reali delle famiglie e dei lavoratori. Se da parte dei 5 Stelle c'è una chiara condivisione di queste premesse, allora da parte nostra non c'è nessun problema a ragionare di alleanze politiche anche in vista delle elezioni amministrative regionali della prossima primavera. Chi invece punta ad arrivare il prima possibile anche a furor di popolo alle elezioni sono i Fratelli d'Italia. Per sabato è prevista una manifestazione di Fratelli d'Italia. La nostra manifestazione sarà una manifestazione dura, una manifestazione forte, una manifestazione che vuole appunto coinvolgere tutte quelle persone che vogliono dire di no a questo governo Papocchio, a questo governo che unisce due forze politiche che si sono sempre odiate, che si sono sempre contestate e che oggi per la ricerca di mantenere delle poltrone per alcune persone che non sarebbero più elette nel Parlamento italiano hanno trovato una forma o troveranno una forma di governo comune.